famiglia Della Rosa è una famiglia storica ed è qui dal 1853. È una famiglia che ha sempre svolto attività di osti, era l'osteria dei Secchi una volta, ed era molto legata al mondo del vino e della pietra, del marmo. Qui c'erano le botti, una grande scala che andava su, era proprio la cantina della famiglia dell'osteria, scavata completamente nella roccia. Il Tinel, che è in fianco e di fronte alla chiesa, è una casa ancora più vecchia di questa, si parla del 1670. Ho recuperato al 100% quello che era il locale, ho lasciato le vecchie finestre, i vecchi vetri, il vecchio secciario, il vecchio fogolar, e in questo locale lo utilizziamo per una promozione dei prodotti locali. Le nostre ricette sono state sicuramente recuperate, ad esempio un piatto di lasagnette in bogonè. Sono delle tagliatelle fatte completamente a mano, la ricetta è di mia mamma, di Della Rosa Alda, con semplice sugo a base di fasoi borlotti, erbe e olio, basta. Il brato marrone invece diciamo che si abbina un po' più a un piatto, non oserei dirlo moderno, ma anche questo è un piatto che facciamo da tanti anni, da quando è nato l'Amarone. Ricordiamoci che l'Amarone è un figlio del Recciotto e tutto sommato è abbastanza recente. E la pisota con l'olio. Una volta la Gigia e poi anche la Alda, cioè la nonna e la mamma, le venivano cotte sotto la cenere. Addirittura il contenitore in rame veniva completamente coperto. Adesso logicamente lo facciamo ai ferri, però abbiamo mantenuto gli stessi prodotti che sono i più semplici, come amo dire spesso, basato sull'olio d'oliva. Penso di essere un oste storico e basta.